prima di eseguire qualsiasi manutenzione rimuoviamo la batteria in maniera tale da evitare di azionare accidentalmente le lame, visto che stiamo per andare a lavorare proprio lì. Allora, prima di tutto, per poter lavorare in condizioni ottimali, la lama deve essere pulita, quindi posso utilizzare un pulitore come il nostro Blade Up per rimuovere tutti i residui organici presenti sulla lama. Una volta fatto questo, mi basterà pulire e risciacquare bene le lame con un panno o con un pezzo di carta e potrò andare ad eseguire la filatura. La filatura la posso fare anche con la pietra di affilatura che si trova all'interno di tutti i nostri prodotti da taglio o con il nostro affilatore che puoi comprare a parte. Importante ovviamente è sempre tenere l'affilatore inclinato seguendo l'inclinatura che già ha il filo della lama, in modo da andare ad affilarla e non a rovinarla. Una cosa che invece posso fare quando ho finito di potare per preservare le mie lame, quindi dopo aver pulito e affilato la lama, posso passarci dell'olio protettivo. Questo fa sì che la lama non entri in contatto con l'ossigeno presente nell'aria, che quindi non vada ad ossidarsi e a formare ruggine. Bastano un paio di spruzzate sulle lame e una lieve tamponatura con della carta assorbente per mantenerle in buono stato. Ultimo, ma non per importanza, è l'ingrassaggio. Con il grasso spray potrai andare ad eseguire l'ingrassaggio dell'ingranaggio lama, che è una cosa molto importante da eseguire. Mi raccomando però, stai molto attento. Una lama troppo ingrassata può dare dei problemi, e questo perché? Perché se gli ingranaggi sono eccessivamente ingrassati si mantiene troppo calore all'interno del movimento e questo può andare a intaccare il materiale, quindi non esagerare col grasso ma non lasciare neanche gli ingranaggi troppo secchi.